Ha dato tanto per te, ora è il tuo momento. Capire le sfide che i tuoi cari potrebbero affrontare è il punto di partenza di Assistenza Viva. Ognuno ha esigenze uniche ed è per questo che offriamo un servizio di badanti a domicilio cucito su misura. Presso la nostra sede riceverai una consulenza gratuita dei nostri esperti che ti seguirà accompagnandoti passo dopo passo. Assistenza Viva, troviamo la soluzione in 48 ore. E siamo qui in diretta per la seconda puntata di Warm Up. Come potete ben vedere, non sono solo, quindi darei subito il benvenuto a Stefano. Ciao Stefano. Come non ti lasciamo solo? Visto? Non mi lasciate per ora ancora solo. No. E ciao Asia, benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, come potete... Seconda, la prima non è andata molto bene. No, la prima... Cioè, Abbiamo detto che Udinese avrebbe vinto, invece... punto. Quindi oggi il pronostico potrebbe cambiare, scoprirete a fine della puntata, perché abbiamo dei pronostici pronti abbastanza interessanti, ma direi di parlare subito della partita di Empoli. Come vedete l'orario è abbastanza strano della diretta, perché ovviamente dopo l'Udinese inizierà l'ottavo turno di Serie A alle ore 18:30, un Udinese che sarebbe brutto dire che è arrivata all'ultima spiaggia, ma forse è veramente arrivata all'ultima spiaggia, perché poi c'è la sosta e fare 8 partite senza vittoria comincia a essere un po' un problema. Sì, non voglio partire così. Non voglio mettere le mani avanti. Va bene, però bisogna cerco di pensare positivo. Non penso all'ultima spiaggia, penso a un Udinese che deve andare a Empoli a fare la partita. Quindi un Udinese che deve tornare ad essere protagonista. L'ha detto anche Sottili in conferenza stampa, l'importante sarà non farsi prendere dall'ansia, ansia che secondo me abbiamo un po' visto contro il Genoa, soprattutto nel primo tempo, e si è visto anche dopo col risultato, perché diciamo che andare in svantaggio 2 volte e avere questa paura nel pensare di non riuscire a recuperarla, poi dopo si è visto nella prestazione. Infatti dobbiamo un po' ringraziare i giocatori del Genoa che ci hanno regalato questo punto importante in questo momento. Sì, Genoa che è una parentesi, una partita che cerco di dimenticare. Sì. Mi salvo il punto, mi salvo il gol di Luca, come abbiamo sempre detto, ma la prestazione sicuro non è la prestazione che vorrei vedere oggi pomeriggio. Lo ha detto anche mister Sottili ieri, e serve un Udinese diversa per andare a portare a casa un risultato importante. Andiamo a Empoli. Io diciamo che prima di parlare bene dell'Udinese, io direi di parlare un po' dell'avversaria, perché Andiamo a Empoli, dai. capiamo un attimo chi abbiamo di fronte, e lo facciamo con un ospite molto importante. Stefano, introducilo tu. Allora, in diretta con noi Alessio Cocchi e Pianeta Empoli, quindi punto di riferimento dell'Empoli. Grazie, buongiorno, grazie per il molto importante, grazie mille. Com'è questo Empoli? Come arriva? C'è paura anche da parte vostra? Arriva in un momento non facile. Se non è facile per l'Udinese, non lo è nemmeno per l'Empoli. Abbiamo addirittura un punto in meno, una partenza difficile. Abbiamo vissuto un cambio di allenatore da Zanetti ad Andreazzoli, un ritorno di Andreazzoli. E questa è una gara che arriva dopo la sconfitta di Bologna e che quindi fa sì che l'Empoli abbia urgenza, necessità di punti. Quindi anche noi come l'Udinese scenderemo in campo non potendoci accontentare di niente, ma cercando di fare una sorta di gara della vita per arrivare alla pausa e poter permettere anche ad Andreazzoli di avere quel tempo necessario che fino ad oggi magari non ha avuto, visti gli impegni ravvicinati. Andare alla pausa con una sconfitta significherebbe creare un clima di preoccupazione non da poco. Quindi 2 squadre entrambe che non possono permettersi di non fare punti. Ecco, tra l'altro volevo chiederti adesso, torno un attimo indietro a Zanetti, perché Zanetti è stato un allenatore molto chiacchierato anche in ottica udinese, prima di arrivare ad Empoli. Si cercò l'accordo con Zanetti per allenare l'Udinese, c'era un'offerta concreta
che poi però insomma non si arrivò alla firma. Cosa è andato male con Zanetti, che dopo anche la bella salvezza della scorsa stagione? Ma i problemi sono stati di natura umana più che di natura tecnico-tattica, perché comunque Zanetti lo scorso anno ha fatto una salvezza straordinaria, facendo 43 punti, addirittura facendo più dei 41 punti che aveva fatto Andreazzoli nell'annata precedente, ed era stato non solo confermato, ma addirittura prolungato in estate, perché Zanetti aveva un contratto che scadeva nel 25, l'avevano portato addirittura al 26. Questa è a dimostrazione della fiducia che c'era nei confronti di questo tecnico e della volontà di andare avanti con questo allenatore. È successo qualcosa a livello umano nello spogliatoio, si è sgretolato qualcosa, alcune situazioni le conosciamo, ma è giusto che rimangano anche private, altre magari non le sapremo nemmeno mai, nemmeno noi. E la sconfitta di Roma, quel 7-0 clamoroso di Roma contro una squadra sì forte, per l'amor del cielo, ma non così stratosferica. E poi insomma in Serie A 7-0 non perdi mai, devi essere veramente fuori dal Ci è capitato contesto anche noi in sia. passato. Anche di farlo, un Sì, ma 7-0 Ci è però. capitato succede di quando farlo non e di ci sei. subirlo. Quando Abbiamo non più ci sei con la subito. testa, lì si vedeva che la squadra era completamente slegata e non aveva da dare niente, anzi forse voleva rimarcare una sorta di insofferenza. Zanetti ha pagato forse la troppa emotività che lui trasmette alla squadra, e magari in questo momento a questo gruppo, che è un gruppo fondamentalmente fragile da dal punto di vista psicologico-mentale, serve una figura che sappia portare più tranquillità, più serenità, e in questo oggettivamente Andreazzoli è molto bravo. Sta facendo più il nonno che l'allenatore adesso Andreazzoli, anche perché, ripeto, è arrivato 2 settimane fa, si è trovato a giocare 4 partite nel giro di 17 giorni, quindi è chiaro che la gestione tecnico-tattica si limita a qualche nozione, a qualche proposta, ma invece la parte mentale è stata già molto importante, e si è vista, quantomeno nell'atteggiamento, una reazione forte da parte della squadra. Anche a Bologna, nonostante la sconfitta per 3-0, si è vista una squadra viva in campo, che comunque fino all'88esimo ha tenuto il risultato comunque in bilico e dava segni di poter rientrare in partita. E forse ecco, serviva questo qua. Quindi la dipartita sportiva di Zanetti io la legherei più un aspetto umano. Rimane per me un grandissimo tecnico, e mi spiace onestamente a titolo personale per come sia finita. Ciao Alessio, innanzitutto sono Asia. Ti volevo fare una domanda Ciao. anch'io. Tu invece come vedi l'Udinese? L'Udinese è una squadra difficile, onestamente, da decifrare. È una di quelle squadre che quando fai le griglie non sai mai dove metterla, perché se guardi la rosa ha sicuramente una formazione globale che può valere anche una parte sinistra della classifica, però poi, alcuni giocatori non li conosci mai bene. Ci sono stati tanti Mh-mh. infortuni quest'anno. Io penso al giocatore di punta che è Deulofeu, un giocatore che insomma a me fa impazzire, che però di fatto è un'assenza grossissima e anche irrecuperabile, mi sembra di capire, a stretto giro. Quindi già Sì. vai a togliere un pezzo importante. Sicuramente io ho visto 2 gare dell'Udinese quest'anno, ho visto quella contro la Fiorentina e quella contro il Genoa, e devo dire che ho visto 2 partite in cui l'Udinese non avrebbe meritato né di perdere con la Fiorentina né di pareggiare contro il Genoa, e quindi ti dico che mi fanno strano anche 4 punti. È una squadra sicuramente che merita rispetto, però evidentemente, ma questo lo dico da lontano, forse anche lì c'è qualche problema che va oltre l'aspetto tecnico-tattico, perché sennò magari non si spiega questo tipo di situazione. Sono curioso di vederla e sono molto curioso di capire la squadra, l'Udinese, che tipo di volontà metterà in campo oggi, perché credo che sia abbastanza assodato, no? Che Sottil sia sulla graticola e che forse nemmeno il pareggio potrebbe salvarlo, a meno che non sia un pareggio di totale dominio. Quindi sono curioso di capire l'Udinese se giocherà per il suo allenatore o giocherà contro il suo allenatore. Che è un po' una tematica, diciamo, che si era un po' palesata anche all'inizio contro il Genoa, perché un inizio così è stato abbastanza inspiegabile dell'Udinese, e poi dopo per fortuna nel secondo tempo si è visto un po' di reazione che in realtà dai, ha scacciato questi dubbi. E invece ti volevo chiedere io una cosa, per quanto riguarda l'Empoli ha cambiato tanto rispetto all'anno scorso, ha perso punti, di riferimento come Vicario e Parisi. Cioè quali sono i nuovi leader della squadra?
Questa è una bella domanda. Ma sicuramente c'è Ciccio Caputo che per età anagrafica, che per esperienza calcistica, che per militanza nella formazione azzurra è sicuramente un leader di riferimento, ma un altro è Sebastiano Loperto, che è il capitano, tra l'altro, della squadra. Sicuramente la perdita di Vicario, inevitabile, perché era ovviamente inevitabile, è stata di quelle grosse, di quelle che si fan sentire. Io credo che Guglielmo, tra l'altro vostro concittadino, Esatto, esatto. Sì, Gli lo vogliam bene conosco. anche noi. sia stato un elemento che abbia portato negli ultimi 2 anni, guarda, io sto basso, almeno 9 punti a stagione, Si sente tranquillamente la 9 sua punti a stagione. mancanza, non tanto esatto, non tanto a livello magari nome, ma più che altro a livello di parate, perché Vicario era un portiere che magari facevi 0-0 perché lui faceva quelle parate decisive, o magari teneva la Mh. partita in piedi sull'1-0 per gli Noi l'anno avversari, ma scorso abbiamo quei vinto, interventi. guarda, noi lo scorso anno abbiamo vinto 6 volte 1-0, che sono state Ecco, le 6 esatto. vittorie che poi hanno permesso all'Empoli fondamentalmente di salvarsi. E ti dico, in questi 1-0, in questi 6 1-0, almeno me ne vengono in mente almeno 3 partite, le ha portate a casa Vicario, che sono i 9 punti di cui ti parlavo, partite che se tu vai a rileggere i numeri, mi viene in mente un Empoli-Monza, per esempio, vedi un Mh-mh. dominio, un netto dominio da parte dell'avversario, poi ti vai a rivedere le immagini e vedi che Vicario fa 3-4 interventi da marziano, completamente da Mh. marziano. Quindi C'è l'assenza però, sì. Alessio, c'è Perisan che, ecco, io ti chiedo da friulano Perisan, perché questo ragazzo sembrava Non lo no, essere vedono, non lo non lo vedono, vedono. non lo vedono, non lo vedono perché comunque poteva essere la sua occasione, anche perché l'Empoli ha Esatto. fatto una scelta molto precisa, che era quella di volere Caprile. Volevano Caprile in tutte le maniere, l'hanno preso grazie al Napoli che lo ha comprato dal Bari e te lo ha girato in prestito secco. Caprile alla prima giornata si è fatto male, allora ha fatto male a noi perché ha fatto un errore clamoroso e ha concesso la vittoria al Verona per 1-0, però poi si è fatto male anche lui e purtroppo da quel momento Caprile è uscito dai radar, dovrebbe rientrare dopo la sosta. Perisan ha giocato la seconda partita a Monza, poteva essere chiaramente una strada in discesa appunto per lui, e invece la società è andata a prendere Beriscia, che faceva il terzo a Torino, Sì. a dimostrazione che Perisan non è visto e quindi non c'è fiducia in lui per dargli i gradi del primo portiere. Devo Tra l'altro, dire se non che erro, Beriscia sta Perisan aveva facendo appena bene. rinnovato, no, in estate, se non Sì, aveva sbaglio, aveva rinnovato. rinnovato. Aveva rinnovato. Allora, sembrava che dovesse andare in prestito in Serie B, c'erano delle voci sull'Ascoli e su un altro paio di squadre. Poi la cosa non si è concretizzata, è rimasto a fare il secondo, sapendo che avrebbe fatto il secondo di Caprile. Però ripeto, nel momento in cui Caprile si fa male, tocca a Perisan. Se invece tu vai a prendere Beriscia, vuol dire che in Perisan non ci credi. E non escludo che a gennaio, perché poi Caprile rientrerà, Perisan possa andare sul mercato e possa andare da altre parti. Mh. E invece Alessio, secondo te quali sono al momento i punti di forza dell'Empoli? I Visto un punti po' di il forza momento è dell'Empoli difficile, però non sì, so molti. su cosa potrà puntare l'Empoli per provare Questa è una a domanda vincere contro cattiva. l'Udinese. Ma allora, sulla voglia di riscatto, sulla voglia di dimostrare che il cambio di allenatore ha una giustificazione, perché Mh-mh. poi è chiaro che, se non fai risultati, la prima cosa che verrà imputata alla società, ma a questo punto anche alla squadra che si è messa in prima linea da questo punto di vista, è il fatto che il cambio di allenatore evidentemente era soltanto una ricerca di un alibi che poi di fatto non esiste. Quindi c'è indubbiamente voglia di dimostrare che questo ha un significato e un giustificativo. C'è voglia chiaramente di dimostrare che questo inizio di stagione non positivo è magari una parentesi e la squadra ha voglia di far bene, anche perché vi devo raccontare che qua allora l'Empoli non ha mai fatto 4 Serie A consecutive nella sua storia. Per 2 Mh. volte ha fatto 3 anni e poi è retrocesso, questa è la terza volta che si trova a fare il terzo anno di A. E quindi qui c'è voglia di scrivere una pagina di storia importante, fare questo benedetto quarto anno consecutivo che non è mai successo. E anche la campagna abbonamenti si è sviluppata, no? Su facciamo la storia, tra l'altro con il faccione di Zanetti che ancora campeggia in tanti angoli di Empoli, vabbè. Quindi c'è questa voglia quasi come se fosse una sorta di fobia, no? Che sta attanagliando un po' tutto l'ambiente, e il rischio quindi di
di inceppare in altre gare negative, poi può rischiare ad arrivare ad una situazione appunto psicologica che non venga più ripresa. Quindi il punto di forza in questo momento è la volontà, la forza di volontà che la squadra deve per forza mettere in campo per dimostrare che ci sono i numeri per poter far bene, per poter raggiungere questa salvezza e per quindi giustificare anche l'esonero. Parlando più strettamente di campo, ti dico, l'Empoli fa una buona fase di non possesso. Sì, è vero che a Roma ha preso 7 gol, ma quella è una gara che va un po' anche messa da una parte. Dietro l'Empoli gioca discretamente bene, però l'Empoli non fa gol, ha fatto un solo gol in 7 partite. Quindi ti direi tra i più metto la difesa, ma tra i meno metto l'attacco. E invece secondo te la probabile formazione per questa partita? Giocheremo con il 4-3-2-1 o 4-3-1-2, poi davanti insomma si smistano un po'. Berisha in porta, in difesa giocheremo con Eboué a destra, i centrali dovrebbero essere Ismaili e Luperto, anche se c'è un ballottaggio tra Ismaili e Valukiewicz, e a sinistra dovrebbe andare Bastoni, perché sia Pezzella che Kakashi non stanno bene, anche se Kakashi è recuperato parzialmente, quindi non è escluso che poi, essendo terzino sinistro di ruolo, a differenza di Bastoni, possa essere scelto lui, però io ho messo onestamente Bastone nella mia. Centrocampo dovremmo vedere lo stesso di Bologna, quindi Marin, Ranocchia, Malè, e poi davanti dovrebbero andare Cancellieri e Baldanzi con Spendi davanti, anche se Caputo non è da panchinare ovviamente a priori. Non vi sento. Eccoci, ci siamo, scusaci. c'era un problemino. No, comunque dicevo, sì, in una partita come questa magari ti affidi anche a Caputo, che te la può risolvere con una giocata, con un tiro. E prima di salutarti, volevamo chiederti, lo facciamo sempre con i nostri ospiti, un po' un giochino, il pronostico secondo te, come finirà Empoli-Udinese? Ma guarda, veramente è difficile perché ti ripeto, come dicevo prima, io fatico molto a capire come l'Udinese vorrà interpretare la gara di oggi. Perché se l'Udinese oggi la gioca per difendere il suo allenatore, io credo che l'Udinese possa avere le carte a regola per vincerla questa partita. Mh-mh. Se l'Udinese invece gioca per dire ok, ci togliamo di mezzo Sottil, c'è la pausa, arriverà, non so, Cioffi, Giampaolo, sono questi un po' i nomi, e comunque ripartiamo da zero, e allora la vedo male per voi e bene per l'Empoli. Bene. Mi piace questa C'è una questa crescente analisi. attesa, Udine, perché siamo, diciamo, arrivati al Credo punto che di veramente svolta. oggi l'atteggiamento dell'Udinese stasera farà la differenza. Farà la differenza. L'Empoli è chiaro che la deve giocare per provare a vincerla, perché è chiaro che un pareggio l'Empoli lo porta a casa volentieri, è un punto in più, muovi la classifica, non vai alla sosta comunque con un'altra sconfitta e la gestisci un pochino meglio, però l'Empoli non la può giocare per pareggiarla, anche perché se l'Empoli la gioca per pareggiarla è quando la perde, non ha le caratteristiche per Esatto. mettersi dietro e difendere 90 minuti. Quindi credo veramente che la differenza la farà l'Udinese, la farà da un punto di vista di volontà, cioè Sottil sì, Sottil no, lì cambierà molto e lo scopriremo tutti, voi per primi ovviamente. Bene. Ti ringraziamo, grazie per la tua Grazie a disponibilità voi. di essere venuto con noi e Alessio Cocchi di Grazie a tutto voi. scusami, di Pianeta Empoli. ci In bocca al lupo, aggiorniamo. In buona bocca al lupo, che partita. vinca il migliore. Buona partita anche a Ringrazio voi. anche Luca Ciao, Di un Leonardo saluto a che ci ha tutti. messo in contatto, l'amico di Ciao. Tutto Fantacalcio. Ciao Alessio. Ciao, Ciao, ciao. grazie. E torniamo noi. Qua ci chiedono se l'Udinese pareggio secondo voi Sottil rimane? Bella domanda, bella domanda. Come pareggia? Perché se Esatto. pareggia, sì, dipende, ci sono vari fattori. Allora, C'è il pareggio gioco bene, il pareggio gioco male, il pareggio fortunoso, il pareggio un po' sfortunato. sì, Cioè, ovviamente varie... la società conferma nuovamente la fiducia all'allenatore, questo è ovvio. Sì, Quindi l'abbiamo detto e stradetto, adesso lo ripetiamo per l'ennesima volta, la società ha piena ancora fiducia in Sottil. con Sottil, si è compattata attorno a Sottil anche in settimana, per ora c'è solo Sottil, dopo è ovvio che con il calcio le cose cambiano dalla mattina alla sera, se stasera alle ore 20 l'Udinese esce dal Castellano in sconfitta si aprirà
dei ragionamenti doverosi. Sì, L'abbiamo, insomma, ma penso lo sappia anche lui, ecco. è ovvio che nel calcio alla fine contano i risultati, è inutile che ci giriamo tanto attorno, quindi al momento sì, compatti, con Sottil, fiducia. E per rispondere alla domanda, il pareggio secondo me dipende, perché se si vede una reazione, se si vede un po' di Udinese sottiliana dell'anno scorso, cioè l'Udinese che ha fatto tutti quei punti lì, allora può essere un pareggio positivo, passatemi il termine, anche se un pareggio Sì. non è mai positivo, soprattutto visto il momento. Infatti, io fino a domani mattina non parlo di cioffi di Giampaolo, No, di troppo presto, semplici. troppo Cioè, presto. domani mattina, eventualmente, non è perché ci vogliamo tirare indietro o perché abbiamo la coda di paglia. Domani mattina, qualora i risultati non dovessero arrivare, apriremo anche noi i nostri ragionamenti, come lo farà la società. Servirà una partita di coraggio e personalità, soprattutto a livello mentale. Non dovremo andare in campo con ansia. Mi confronto tutti i giorni con la società, ma sono solo concentrato su quello che dobbiamo fare a Empoli. Queste le parole di Sottil ieri in conferenza Che poi stampa. anche lui ieri Ieri era bello sì, nervosetto, ha fatto capire che anche lui sa benissimo che deve vincere 'sta partita a tutti i costi, non c'ha scuse. È chiaro che una scusante ce l'ha ripetuto, ed è gli infortunati, quello è vero, perché gli manca mezza squadra, però quello che magari gli si chiede in questo momento, più che il gioco stratosferico, è la voglia di attaccare la partita e di azzannare in termini sportivi ovviamente l'avversario per provare a vincerla. Cioè quello che è un po' mancato secondo me all'Udinese in questo inizio di stagione, anche con il Frosinone, con il Cagliari, cioè la voglia di dire: "Okay, magari siamo in difficoltà, ci mancano i giocatori, ci manca il giocatore più forte della rosa che è Deulofeu, ma io voglio vincere la partita e vado ad attaccare l'avversario." Ecco, forse quello è un po' la cosa che è mancata in questo Sai, momento. con l'andare dei minuti poi la partita si complica. Capito? Quindi io dico, se aggredisci l'Empoli subito e riesci a passare in vantaggio, credo che poi anche l'Empoli, che è una situazione altrettanto complicata, faccia fatica, no, a rimettersi in carreggiata. Se invece passano i minuti, più fai il gioco dell'Empoli. La Abbiamo visto differenza dall'amico sì. di Pianeta Empoli quanto l'obiettivo anche dell'Empoli sia quello di portare via intanto un punto, perché l'allenatore lì è già cambiato, perché si sta già facendo un percorso diverso, perché gli obiettivi sono anche proprio minimi quelli dell'Empoli. Io credo che quest'anno l'Empoli debba pensare a provare a salvarsi. Fare quei Visto 35 punti che ormai la quota quindi salvezza si è abbassata i in pe Serie i A, che i ti dan la tranquillità, no? Secondo noi il modulo cambia, è una scelta societaria, non si spiega altrimenti il continuo utilizzo inutile del 3-5-2. Federico, ne abbiamo parlato e straparlato 1000 volte. Vai, 1 minuto in cui lo spieghi, vai. Io sarei per il cambio di modulo e per passare a un 4-2-3-1 o anche a un 4-3-3 o insomma Difesa un 4 quindi. 4-3-1-2, quello che volete. Io sarei per un'Udinese molto più offensiva e molto più propositiva. L'Udinese, che spesso non è neanche un 3-5-2 ma un 5-4-1, perché giochiamo tutti dietro. L'altro giorno col Genoa al primo tempo ho visto tutta la squadra, Luca compreso, 10 metri dietro la linea della metà campo, quindi non riesco a capire il perché di questa scelta a livello societario. Giocano tutte le formazioni così, anche la Primavera gioca con lo stesso modulo. E l'altro giorno, in un altro contesto, ho parlato con Bubnic e mi ha confermato, noi giochiamo col 3-5-2 perché poi è il modulo che viene adottato dalla prima squadra. E questo ti fa capire che il 3-5-2 è proprio una cosa come succede a Barcellona, come succede all'Ajax, cioè tutte le squadre da stagioni in poi devono giocare in questo Sì, modulo. Barcellona 4-3-3, non cambia mai, sempre quello, no? A me non piace il 3-5-2, nato con Guidolin, con 2 giocatori davanti che erano straordinari, erano 2 giocatori di grande insomma classe, che ne passano Udine ogni 100 anni, che erano Sanchez e Di Natale, con degli esterni che spingevano, con Asamoah, ti ricordi Asamoah? Sì. Faceva 2 fasi, come un po' vorrebbe che Sottil che facesse Samardžić, con altri giocatori. Oggi secondo me l'Udinese, per i giocatori che ha in rosa, sia davanti che dietro, io la vedrei molto meglio con un altro modulo.
Però si gioca col 3-5-2. Si gioca Quindi col si gioca 3-5-2. col 3-5-2 e anzi, se andiamo un attimo a vedere la probabile formazione dell'Udinese, è un 3-5-2 secondo me che ovviamente è una probabile, quindi ci può tranquillamente smentire e sorprendere Sottile, però è un 3-5-2 parecchio offensivo. Non so Asia se ci vuoi un attimo leggere e presentare la probabile. Sì, allora in porta come sempre Silvestri, in difesa Perez, Bijol e Cabasele, invece esterno destro Ebosele, esterno sinistro Camara, mediano Wallace e a centrocampo a destra, mezzala destra Samardzic, mezzala sinistra Pereira e in attacco Toven e Lucca. Sì, diciamo che, come dicevo, un po' offensivo perché, complice anche la squalifica di Lovric, ricordiamo Lovric non ci sarà per squalifica, complici problemini fisici di Pajero, che anche lui Sì, l'ha detto ieri che l'ha non sta detto, non sta benissimo. bene, quindi le opzioni son 2: o gli fa giocare 45-50 minuti all'inizio, Non si allena ancora a ritmi esatto, elevati, ha detto. oppure gli fa giocare 20 minuti alla fine. Queste sono un po' le 2 opzioni. Tu lasci fuori Lovric, metti dentro Pereira. Secondo me gioca Lovric. No, Lovric è squalificato. Ah, è Io vero, ti giusto? direi Scusami. Adesso tranquillo, ho avuto uno tranquillo. svarione. Ecco Sì, per tranquillo. Io cioè ho pensato così la probabile, perché un po' secondo me si basa sui nuovi punti di sì, riferimento di sì, questa sì. Udinese, che è un Christensen, secondo me non ha fatto male. ha fatto molto bene. Cioè, a Molto Genoa bene, col ha Genoa ha fatto fatto molto bene. benino. Col Genoa secondo me ha Per me fatto molto bene. È sì, stato uno però dei pochi che salvabili non secondo è me. stato sicuro lui la causa di quel No, ma che poi succede. bisogna, come dice Sottil, cioè bisogna anche Pensare a un giovane catapultato in Serie A. sì, 2002, 20 anni, gioca il campionato danese, che possiamo dire quello che vogliamo, ma la squadra che vince il campionato danese fa fatica a salvarsi in Serie A, se guardiamo i livelli, quindi lui ha giocato in una squadra che non lottava neanche per vincere il campionato danese, e viene in Italia, Ha bisogno di tempo. ci vuole tempo. Gioca tra l'altro braccetto sinistro, cosa che non ha mai fatto, perché lui giocava centrale di destra in una difesa 4, Mh-mh. e quindi è chiaro che gli ci vuole un po' di tempo. In questo Torna momento bisogna andare sui punti di riferimento e quindi sulla esperienza di Cabasele, che anche lui è adattato perché non ha mai giocato a braccetto sinistro, che però non in aveva questo fatto momento neanche lui tanto male le prime sì, col partite. Frosinone ha giocato molto bene, per esempio. Centrocampo sì, avuto lo svarione di Lovric, che quel calcione dato al Genoa, cioè non l'ho neanche me l'ho fatto finta di non averlo visto, quel Sì, calcione avevi già finale. spento la Avevo già testa. spento la testa. Pereira come sta? Il Tucu secondo me tanti vedo insomma, pareri molto opposti sul Tucu. Io non l'ho visto così male. Dal punto di vista fisico non è il Tucu che Chiediamo eravamo a Matteo abituati, Cencis come sta. Sì, e poi chiederemo a Matteo un giorno, facciamo venire che ci spiega bene come sta, però ovviamente da livello fisico c'è ancora un bel po' da lavorare. Sì, Ma sicuro. quello che conta in questo momento secondo me è proprio la testa, la mentalità, e in questo momento secondo me Pereira è proprio l'unico in grado di dimostrare e di anche portare la squadra ad aver l'atteggiamento giusto, e si è visto, poi ti lascio parlare, anche contro il Genoa. Gioca Thauvin, tra l'altro. Dovrebbe dal primo tempo. Sì. Quindi Thauvin, tanti mi dicono Success è insostituibile. Insomma, Success visto le ultime giornate. Io posso Preferisco dire, Thauvin. con un Empoli che giocherà molto chiuso dietro, provando a fare i contropiedi coi giocatori rapidi, Baldanzi e tutti gli altri, secondo me ci vuole proprio Pereira, Sambric e Thauvin in campo tutti e 3, perché son quelli di qualità, son quelli che saltano l'uomo, son quelli che ti creano la giocata, ti creano lo spazio. Quindi a me va bene aver Success, ma aver Success e Lucca che difendono la palla con la difesa schierata dietro serve poco. Quindi se giocherà così l'Udinese, secondo me son proprio gli 11 migliori in questo momento che possono schierare. Chiedo a Asia cosa pensa di Lucca che si è sbloccato. Beh, sicuramente ha fatto piacere a me e a tutti i tifosi che Lucca finalmente abbia trovato il suo primo gol, sia di questa stagione ma anche in Serie A, quindi speriamo che continui senza dubbio in questo modo qua. Sì, diciamo che era importante, no, gli attaccanti vivono dei gol, no? Questo è ovvio. È importante soprattutto per un ragazzo così, perché anche lui, non come Christensen, ma non era arrivato per far certamente il titolare, si è ritrovato a essere improvvisamente il titolare di un Udinese che fa fatica a segnare, quindi è chiaro che le colpe dopo le cominci a dare anche a lui che non segna, è un gol che gli dà fiducia, e secondo me al momento Lucca e Thauvin è proprio la coppia migliore che l'Udinese può avere davanti, proprio anche come caratteristiche dei giocatori, perché Thauvin è uno che gli piace molto spaziare e Lucca è uno che gli piace molto star centrale, dare un punto di riferimento alla squadra e giocare anzi con la squadra. Quindi anche per quello dico avere Pereira, Sambric e Thauvin che
si muovono e girano attorno a Lucca, che quindi ha più appoggi quando gli passa la palla, secondo me può essere un valore aggiunto contro un Empoli che gioca chiuso dietro. Sì, Empoli che deve provare a portare via almeno un punto e l'Udinese che deve vincere, perché la classifica, signori, è questa. Ad oggi noi abbiamo 4 punti, la Lazio ne ha 3 in più, è 16ª. Ad oggi, assieme a Cagliari, Empoli e Salernitana, siamo lì in piena zona retrocessione. E siamo È spaventoso, una guardate. delle poche squadre rimaste che non ha ancora vinto. Sì. Perché anche l'Empoli ha vinto, per esempio. Cagliari e Salernitana e Udinese sono le 3 squadre che non hanno vinto. Quindi sì, L'Udinese ha fatto 4 pareggi, ecco, che tu mi dici 4 pareggi su 7 pareggi sono 4 punti. 4 punti, Però e sono soprattutto solo 3 le sconfitte. Pensando che però hai giocato con Salernitana, hai giocato con Frosinone, hai Col giocato Cagliari. con Cagliari, quindi tu hai già affrontato, con oggi affronti tutte e 3 le squadre che ti stanno dietro. Sì, no, dopo Empoli hai già fatto tutti gli scontri salvezza del girone d'andata, perché sì, vabbè, ci sono anche il Lecce, eccetera, eccetera, però diciamo che in questo momento non lottano per la salvezza, poi probabilmente, salvo un campionato straordinario, rientreranno in questo discorso nel girone di ritorno. E quindi è chiaro che a finire gli scontri salvezza del girone d'andata senza averne mai vinto uno, comincia a essere un problema. Saluto Herbert, che anche lui vorrebbe Samardžić un po' alla Sanchez, ma ecco, ha detto anche lui, su mia precisa domanda sottile c'è stata una precisa risposta. Sì, diciamo che non si può, al momento non si può. È chiaro che onestamente, adesso anche faccio un discorso un po' pro Sottil, però onestamente L'avvocato di Sottil. sì, in questo Dopo momento chiedo a Asia cosa farebbe con Sottil. no, in questo momento volevo dire Non vuoi In assumerti la questa responsabilità? condizione, no. Esatto, no, adesso io dico la assolutamente. mia, poi puoi smentirmi senza problemi, No, ma io penso che con questo modulo e con questi giocatori Samardžić seconda punta, secondo me è un po' sprecato. Samardžić Seconda punta, secondo me è un po' allora, sprecato. Io Perché la risposta penso sia diventata abbastanza celebre, quella che mi ha dato su Samardžić, Sottil. Credo che non sia questione di occupazione tanto degli spazi, ovviamente per fare gol bisogna andare vicino alla porta, quindi anche Provedel con la Lazio ha fatto gol da dentro l'area, sì. ma questo non vuol dire che Provedel è un attaccante. Io guardo nel complesso i 90 minuti, guardo Sottil ci ha detto: ma voi avete giocato a calcio? Insomma, sì, abbiamo magari non a livelli, ma Non in qualcosa Serie abbiamo A, se no giocato, non saremmo ma qui a far la puntata, facendo però questo un po' Io no, non per passione e mestiere, guardo anche l'occupazione del campo, degli spazi in campo, quindi vedo le aree dove agisce Samardžić e spesso è molto lontano dalla porta. Però si intercambia Le con sue Toven zone anche. rosse. Si intercambia anche con Toven, perché Toven tende sempre ad allargarsi verso destra. Per questo Udinese ci vorrebbe un centrocampista come Kwadwo Asamoah o come era Allan. Due giocatori che correvano dalla linea di porta da un Vabbè. lato fino alla linea di porta Hai detto dall'altro. poco, hai detto poco. Erano Sì. 2 trattori. Che potrebbe essere Paiero però. Non dico che arriva al loro livello, però ha quelle caratteristiche lì. Cioè un tuttocampista Paiero, perché sa far bene le due Però fasi. io mi ricordo anche in quegli anni dove avevamo questo tipo di giocatori, è ovvio che con un Allan, con un Asamoah, il Samardžić di turno può essere più tranquillo in Ovvio. marcatura, perché dove non arrivo io tranquillamente c'è Asamoah. No, io ho visto... Era così quella volta. No, contro il Genoa ho visto Samardžić rincorrere Gudmundsson più volte, cioè una cosa che non può permettersi un giocatore come lui, perché poi parte da più lontano, Asia, fa più ecco, metri e è stanco. non ti svincolo da Sottile. Cioè, cosa penso io di Sottil, No, se cosa rimane, sì, se... sì. No, secondo me rimane, perché come dicevamo prima che la squadra può giocare contro o a favore dell'allenatore, secondo me invece oggi l'Udinese si impegnerà per ovviamente trovare la vittoria, che fino adesso purtroppo non c'è stata, e quindi giocherà pro Sottil. Almeno io spero così, soprattutto per la vittoria. Certo. No, dovrebbe essere così in teoria, dovrebbe essere Ma così. io credo che io Non si parto può. dall'assunto che a me non piace perdere Io nessuna solo una cosa che volta faccio. ho visto una squadra giocare proprio contro
il proprio allenatore della Roma, che Pensavo perse... Charlin Smuzzani No, vai, l'anno parte- scorso a Mestre, Vabbè, sto quando lasciando- evidentemente giocarono. Parlavo di no, Serie A io, posso- però va bene, racconto ormai, è vai, andato- racconta è un ormai. reato Questa prescritto. è carina. Mestre Charlis Muzzane, Serie D, insomma, seguiamo anche questo calcio locale, Dilettantistico. regionale. Allenatore Tiozzo del venerdì mi diceva: guarda, questa è una squadra, vedo, non so, è sul pezzo, è compatta, tutto attorno è compattata attorno Sì, sì, all'allenatore. sì. Guarda, manca solo una fiammella e poi se ci accendiamo Vinciamo tutto. diciamo tutto. Bene, 7-0 a Mestre con i giocatori che dicevano: fanne ancora un paio così lo cacciamo. Questa è stata la verità. Tremenda verità. Altra categoria però, Altra categoria. Lì ho visto veramente una squadra che forse probabilmente in maniera assurda, perché erano suoi uomini, giocava contro l'allenatore. Cosa che l'Udinese non farà, quindi precisiamo. No, perché, guarda, adesso abbiamo raccontato può un sembrare aneddoto. strano anche, per esempio, uno dice Silvestri magari l'ha fatta apposta. No, No, contro il Genoa figurati, no. no. È chiaro, è una cosa No, provata ma e io ieri, riprovata. allora ti dico, ho pensato questo, ho detto, quando Sottile ha detto ho la cioè vedo che la squadra c'è, io gli credo, perché anche contro il Genoa è una partita che ormai cioè, per l'ambiente lo stadio era muto a un certo punto, gli ultimi 10 minuti, sembrava una partita persa. Sì. L'Udinese nel suo piccolo, con tutti i suoi limiti del momento, tutti i suoi problemi, ha cercato il pareggio, arrivato in maniera casuale, fortunosa, con Matturro che entra a 19 anni e fa gol nella sua porta, ho visto fare lì solo al calcio Friuli Collinare. Che bisogna ringraziarlo Matturro per questo. Però ti dico, ho visto comunque una squadra che a suo modo, con tutti i problemi che aveva, ci ha provato. Quindi non credo che la squadra da questo punto di vista. Sul resto sono più preoccupato non tanto per quello che la grinta, la garra che ci mette Sottile, perché l'ho visto sbraitare fino alla fine, ma su un'idea, un'identità di gioco che al momento non vedo, e sulla capacità che lui ha di cambiare le cose, perché se vedi che questo 3-5-2 per gli uomini che hai non va, io devo pensare al bene dell'Udinese, non al bene del modulo, perché è il nostro modulo storico. Cambio, magari sempre giocando a 3, perché se il dogma è giocare a 3 dietro, bene, ma provo a cambiare le pedine davanti. 3-5-2 lo maschero per farlo diventare un 3-4-2-1. Lui dice: ma il modulo, i numeri contano nulla, perché poi in campo i giocatori si muovono, certo. Ma l'impostazione che ho visto io dell'Udinese è un'impostazione anche contro il Genoa, almeno inizialmente, primo tempo, molto contenitiva. Sì, vero, però secondo me l'identità passa anche dai giocatori in campo. Cioè, secondo me il modo migliore per uscire da questa crisi è cioè che i punti di riferimento di questa squadra tornino a essere punti di riferimento. Perché Silvestri, è ovvio, non sta vivendo un gran momento, lo sa anche lui, quindi non è il primo a saperlo e sa che deve migliorare, però io mi ricordo l'anno scorso Silvestri un po' di punti ce li ha regalati. A Bergamo, Atalanta Udinese 0-0, Silvestri ha fatto 2 o 3 miracoli, che però, se no allora, il calcio finiva ha una memoria 2-3-0. molto corta. No, aspetta. Asia, Però, lasceresti fuori Silvestri tu? Dopo lasceresti fuori il portiere Silvestri? No, io gli darei ancora qualche possibilità, perché comunque, cioè, come abbiamo già detto, è una squadra tutta nuova, è una situazione, cioè son cambiati tantissimi giocatori e tutto, quindi probabilmente anche la squadra si devono ancora integrare l'uno con l'altro. Diamogli ancora un po' di tempo a servono i Silvestri, punti di magari riferimento. sì, con questa sosta veramente può essere una Crocevia svolta positiva. importante. Sì, cioè Silvestri deve tornare a fare il Silvestri. Bigliol inizialmente, cioè l'anno scorso solo con Osimhen è andato in difficoltà, quest'anno ovviamente sì, sta facendo bene, gioca da solo. però gioca da solo, quindi capito. Perez, io mi Poi, aspetto di più da Perez. Perez l'altro giorno regala quasi a Messias l'occasione per fare 3-1. Poi, aspetta, e siamo già a 3 punti di riferimento. Il quarto, Wallace. Wallace malissimo. Wallace l'anno scorso recuperava palloni. Facciamo giusto tutto... così per i nostri up and down di Genoa. Asia.
Vabbè, da cosa partiamo? Dalle cose positive o Par- negative? Partiamo dal down, dai, Partiamo parliamo dal di down, che down. tanto stanno già Bene. parlando di cose brutte. Poi andiamo agli up. Ok, vabbè, quando l'ho letto mi ha fatto particolarmente ridere Wallace, oggetto misterioso. Sì, Cioè. perché non capiamo perché cioè, Wallace era il recupera palloni della Serie A, no? Era Aveva, il filtro per della nostra numeri squadra. era fra i No, quello centrocampisti che ha recuperato più palloni recuperavano l'anno più scorso in Serie palloni. A, punto. Quindi i numeri non mentono mai. Quest'anno Wallace ha 4 marce in meno. Sì. Lo vedo... Non so se fisicamente non starà bene. No, allora, Probabilmente. bisogna dire che gioca sempre. Anche quando non sta bene, gioca, perché al momento nell'idea di Sottil non c'è un altro in grado di fare il mediano. Quindi qualsiasi cosa, anche contro il Frosinone, che non ha giocato bene per niente, veniva da un acciacco fisico e ha giocato lo stesso. Quindi sai, quando giochi con l'affaticamento non giochi al 100%. Tanto da casa dicono brava Asia. No, tanto, vabbè, vedi, dovremmo farla parlare un po' di più. Quindi, tanto chiudo Wallace, poi sento la tua opinione su un altro giocatore. E quello un po' anche, cioè passa molto da Wallace, perché se il filtro della tua squadra non fa filtro, è chiaro che va in difficoltà. Quindi, secondo me, anche un po'. Filippo è drastico. Vai. Wallace deve stare in panca. Punto. E allora io faccio una domanda a Filippo che mi deve rispondere. Chi metteresti al suo posto? Mediano. Io ti dico la mia formazione. No, ma io lo so già. No, gioca col 3-5-2 però. Col 3-5-2. Chi metteresti al posto di Wallace mediano? Ma io credo appena cresce poi può giocare Paiero. Sì. E poi non riesco a capire perché questa bocciatura quasi definitiva di Zarraga. Allora, Per essere partito male una partita dopo che ho visto di errori. Allora, se Zarraga va condannato per aver perso una palla con la Juve e aver regalato il gol alla Juve, lasci fuori Silvestri, lasci fuori Perez. No, giochiamo noi tre. Andiamo noi a giocare, serve fare il recruiting. Sì. No, però, no, ovviamente Paiero sì, secondo me è più mezzala che mediano, cioè ha delle capacità di inserimento abbastanza importanti. E ci sarebbe anche Tien Camarà, ma quello altro oggetto misterioso. Quello un po' come a che? Quello è stato preso per far numero, probabilmente, non lo so. È chiaro che secondo me, per le poche partite che gli ho visto fare in questo precampionato, sembra un po' indietro proprio a livello di tempi di gioco, di ritmo, arriva sempre dopo, quindi per quello secondo me non lo vede tanto. Zarraga secondo me è più mediano che mezzala. Quindi per esempio un Zarraga io lo metterei volentieri al posto di Wallace, anche giusto per farlo rifiatare. Cioè il discorso è, questo è tutto ipotetico, però se a Empoli se uno vinci... sta male, cioè se uno non è al 100% è meglio che non giochi. Cioè, se Empoli stai vincendo magari 2-0, siamo al 60esimo, metti Zarraga. Lo fai riposare Wallace, che quei 30 minuti non faranno la differenza, però se lo fai sempre più spesso nel corso della stagione, è chiaro che poi Wallace diventa più lucido e più prestante. Ci sono altri down purtroppo, no Asia? Sì. Intanto passiamoli tutti, poi dopo vediamo un po' Vabbè, gli aspetti positivi. come avevamo già detto, Silvestri, che avete già commentato prima, e Lovric, che infatti è stato squalificato e oggi non giocherà. Sì, diciamo che Lovric... anche lui, altro punto di riferimento che sta mancando, cioè cominciano ad essere tanti punti di riferimento che mancavano, per quello ho detto, secondo me la vera soluzione è che i punti di riferimento tornino a essere punti di riferimento. Comunque al di là di punti o di non punti di riferimento, oggi conta l'unica cosa, vista la classifica, conta fare punti veri, perché Esatto. non la vedevo la classifica, non la guardo, io di solitamente ogni anno, io dopo 12 giornate comincio a guardare. Prima di 8 giornate la guardo anch'io, però vedere l'Udinese 17esima con la Lazio 16esima che è già avanti di 3 punti, il campionato è lungo, se vinci 2 o 3 partite ti aggiusti, però insomma devi far punti, dai, ad Empoli, su di cosa stiamo parlando? Sì, e paradossalmente la vittoria a Empoli da cosa passa? Se non vinci ad Empoli, ragazzi, dove vinci? Cioè, se non batti la Salernitana, se non batti il Frosinone, se non batti quelle lì, ma con chi devi vincere? Con il Napoli? Ma infatti paradossalmente a Empoli basterebbe che Wallace tornasse a fare il Wallace, che Silvestri tornasse a fare il Silvestri, sì. e già la vinci la partita, cioè capito? Non è che serve chissà che cosa. Poi, perché la squadra se mia nonna avesse avuto le ruote sarebbe stata una carriola, ovvio, questo è tutto coi secoli, ma non è che sto dicendo cose tanto impossibili, non se devi vincere, ho capito, poi, non se, ovvio, ma io ti sto parlando se io fossi stato Brad Pitt non sarei qua però oggi. Io ti stavo parlando delle prestazioni di singoli. È chiaro, cioè non è la crisi, non è che la vedo. Io non vedo tutta sta crisi di cui si parla. Secondo me è proprio un problema a questo momento di atteggiamento, di voglia e di singoli che non sono quelli che dovrebbero fare. Ma se guardo il 2023 nel suo complesso, c'è da mettersi male nei capelli.
sono pro tutto quello che vuoi, fiducioso. Oggi Sottil salva la panchina e vince 3-0, ripartiamo, ma se guardo tutto il 2023 devo essere anche onesto di dire che abbiamo fatto 5 vittorie in 33 partite, una roba del genere, quindi non Puoi può usare essere... anche parole forti, mi ha fatto cagare. non- Cioè, si può dire senza problemi, non vinci dall'8 maggio contro una Samp che era già in B in pratica, perché l'abbiamo mandata noi aritmeticamente, quindi no, è vero. Deve essere un po' onesto, cioè, ma penso sia onesto anche, è stato onesto anche Sottiglieri, ha detto, cioè non possiamo, cioè, Basta. se dobbiamo crescere. Cioè, Inutile da dire. sì. Ma infatti Bene, mai andare con venire. l'ansia per quello lì, perché magari tu è da tanto che non vinci, il primo episodio sfortunato, che sia Zarraga che si prende la cosa con la Juve, che sia Silvestri che la passa a Frendrup per il gol del Genoa e dopo vai in palla, no? Invece quello, secondo me, per quello ha puntato tanto sul non andare in ansia. Ore 18 e 30. 30, ore 18:30 si gioca. Asia, il tuo pronostico? È arrivato Tu il che momento. sei, È arrivato il momento. No, io sono sempre fiduciosa, quindi io dico 1-0 Udinese. Beh, fiduciosa ma non troppo. Fiduciosa ma proprio così, 1-0. 1-0. Sarebbe già un bel risultato, No, ovvio. 1-0, vista come è iniziata Io non la faccio stagione, pronostici quindi- perché... No, adesso lo fai. Io rispondo un attimo, risoluzione di Giampaolo e interesse per Quagliarella. Interesse per Quagliarella non è reale. No. Te lo posso garantire, Herbert, non è reale. Non lo hanno voluto prendere 5-6 anni fa quando Pozzo disse è troppo vecchio. Quagliarella andò, mi pare, poi alla Sampdoria. Sì, e poi fece quindi l'anno da fece un capocannoniere. anno da capocannoniere. E Giampaolo è uno dei tanti nomi, però ti garantisco che ancora non ne vogliono parlare, almeno dopo oggi. Cioè, sì. sono discorsi che rimandi nelle 2 settimane di sosta. 2-1 Empoli, scrive Filippo. Io dico 3-1 Udinese. Doppietta di Samardzic. Sì, sempre lui segna, dici. Tanto se segna qualcuno, doppietta di segna lui. Samardzic, gol di Biol di testa. Pro, Ok. 3-1. 3-1. Sì, come l'ultima volta, come l'anno scorso. Sì, tra l'altro, 3-1. 1-0 per l'Udinese, altro autogol che salva Sottil. Scrive ironicamente. Ironicamente, ma abbastanza probabile come scenario. Quindi... Manchi solo tu? Allora, secondo me l'Udinese non prende gol. Parto da questo presupposto. E sono un po' come Asia, cioè non sarà una partita facile. Quindi 0-0, 0-1. Questi 2 risultati qua. Se proprio facciamo la partita della vita, 0-2. Fai la partita della vita 0-2. Madonna. Però non è che vedo... Che entusiasmo, ragazzi. Vabbè, bisogna 3-1, io che ero il pessimista. lo so, ma se fai il pronostico lo fai per azzeccarlo, non è che lo fai tanto per dirlo, no? Quindi io ci provo ad azzeccarlo e dico così. Bene, andiamo a Empoli. Adesso andiamo a Empoli e speriamo bene, poi abbiamo la sosta, che secondo me in qualsiasi Noi risultato... cosa facciamo? Ci vediamo dopo la sosta con Asia? Mi sa di sì. Vabbè. Tocca vedere Asia. Aspettare di vedere Asia 2 settimane stavolta, che poi la vedremo prima di Lecce, anche lì altra partita molto importante per la sosta, bisognerà subito fare punti, e poi dopo Monza, una bella trasferta a Monza. Sì, noi andiamo a Monza. Chi vuole venire con noi ci scriva in corriera. Avete la pagina Facebook del... Ci sarà Asia, lo scoprirete solo se venite. La trovate seduta in prima fila in corriera. Sì. Detto questo, noi come sempre vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento il venerdì prima di Lecce per la terza puntata di Warm Up. Stefano, è stato un piacere, ti saluto. Ciao Alessandro e come ciao sempre Asia. Asia, è stato un piacere. Ciao e grazie a tutti per averci seguito. Ciao, alla prossima. Ciao. Buona partita.